che si può aprire l'acqua. Io ho chiesto ai carte di per permettermi di esprimere un'opinione. Per il fatto, io credo che voi mi sentiate. No, innanzitutto per cortesia si presenta, sì, se vuole venire qua anche il microfono a disposizione magari. Voi mi sentite? Meglio il microfono. Meglio il microfono. Grazie infinite, no, va bene così, non c'è nessun problema. Dirò il mio nome, senza ombra di dubbio, il mio nome è Eugenio Girelli Bruni e il motivo della mia richiesta di poter esprimere una considerazione è per essere stato decisamente un po' sorpreso nel vedere il dottore dirigente dell'ASL 25 avere un motto di spirito di difesa, penso, no 5, sbaglio io, un motto di difesa nei confronti del medico, mi sembra Costa, che è un medico aziendale di fatto, con il tentativo di dire ma è da difendere quello che dice il medico Costa, il dottor Costa, perché ha pubblicato i suoi risultati su una rivista scientifica e dunque come tale quello che dice il dottor Costa, essendo pubblicato in una rivista scientifica, deve avere un significato scientifico. E questo mi disturba. Allora mi presento meglio. Io ho passato la mia vita come statistico in statistica medica e epidemiologia all'Università La Sapienza di Roma. E i miei ultimi 5 anni li ho fatti come epidemiologo, tornato da poco dall'Africa, in Africa, sia in Nigeria che in Ghana. Ho lavorato come medici per tutta la mia vita. Hanno falsificato di tutto e di più. Ho visto medici inventare dati. Allora faccio una considerazione di metodo a lei, dottore. Le riviste scientifiche verificano quando sono brave, quando sono buone, quando sono di qualità, perché oggi come oggi si comprano gli articoli. Ma se sono brave riviste scientifiche che vogliono tenere il loro nome, l'unica cosa che verificano è la metodologia. Ma poi la ricezione, la sperimentazione e l'acquisizione dei dati, quello sta al medico. E mi sembra che fosse il giornalista che avesse giustamente detto ma bisogna avere dei elementi di confronto comparativo. E se in 12 anni noi abbiamo uno studio che è del medico dell'azienda e poi non abbiamo altri studi di altri studiosi, di altri medici, noi siamo in balia del recupero delle informazioni di una persona che non ha nessuna possibilità di verificare la veridicità di quello che lui ha raccolto. Dunque la veridicità di quello che raccoglie come dati non sta nella rivista scientifica, sta nella serietà della persona, la quale deve essere verificata vagliandola con la contrapposizione di altri, esattamente come diceva il dottore in studi epidemiologici. L'ultima cosa che desidero dire è semplice: fare uno studio sull'inquinamento del territorio senza avere uno studio epidemiologico dei risultati sulla popolazione che si possono verificare solo mediante uno studio epidemiologico è come parlare di nulla, per cui io non so per quale motivo siete qua. Grazie.